ti mangiano veramente la giornata queste cose. Allora, alle 8 ho fatto la spesa, adesso sto aspettando altri 20 passaminuti che apre l'Arca Planet, cioè capisci? Tutti questi giri, gli spostamenti, i parcheggi, eccetera, poi arrivando presto ovviamente il parcheggio lo trovi. È importante saper ottimizzare le cose, che siano i soldi, che sia il lavoro, che sia il tempo, che sia tutto quanto. Usare la testa, ci avvantaggiamo, siamo arrivati ad essere quello che siamo rispetto agli altri animali, perché ricordati che siamo animali anche noi, perché abbiamo avuto la parte razionale del cervello sovrasviluppata, cioè col tempo si è sovrasviluppata, perlomeno in certi personaggi, in altri magari poreti, pissimilori è un simioto del simioto stesso. E cosa significa? Quella volta il simiotto ha imparato a utilizzare, non so, i bastoni come armi, piuttosto che ha imparato a fare il fuoco, la ruota, eccetera. Cioè ha imparato, seguimi perché questo è il concetto, delle cose che gli hanno facilitato e o migliorato la vita, la qualità della vita. Ok? Per poi avere più risorse, più opportunità di sopravvivenza, eccetera, per creare altre cose, per migliorare, e comunque in ogni caso per godersela meglio. Quindi attenzione ragazzi, fate sempre tutto con filosofia, che filosofia, ricordo sempre, non significa, come dice il detto, prendere con filosofia, ossia prendere così di buon occhio le sventure, ma significa, filosofia attenzione, significa ragionare, usare quella cacchio di testa che avete attaccata al collo. Punto. Oggi abito qui. No, non è vero, non ho tempo di abitare. Oggi lavoro. E lavorare nei parcheggi ai supermercati no. Fa schifo. Ma sì, dai. Guarda che bella cosa. Guarda che il bambino censurato. Guarda che belle censure. Dio teenager, che robe. Questa è la pizzeria Brian, quella che chiamano la pizzeria del campione del mondo. Anzi il video, guarda nonna, qua dove te era ti, là era il condominio, la stanza tua, di casa, vedi tu? E il resto le resta compagno. Ecco, fare i video a me nonna. No, questa cosa è importante, adesso non so se la metterò nel canale, perché io qui ci ho fatto l'infanzia. Questo era il condominio dove mia nonna era la custode. Qua cos'è cambiato? La saracinesca, ora ci sono tutti quei cancelli moderni eccetera. Qui esatto è l'appartamento di mia nonna, là del mio amico da Damian, e di qua c'erano le piscine. Che bello, che bei ricordi, esatto, guarda che roba, è vero. No, è cambiato tutto completamente. Guarda nonna, aspetta che te fai il zoom. Vedi tu dentro da te. Che storie. Bianca, sì. Esatto, che forte. E ora nonna, lei era Fidelma e qua era Matteo, con sua mamma che non mi ricordo il nome. E il resto nonna te vedi tutto compagno, là il tabacchin, perché poi mia nonna mi dice qua è morta, ma a me fa cernita tutte le femmine che gli è morta e tutte le vecchie che gli è morta. Ma sarà cambiata a Piazza Milano per la nonna? Sì, è cambiata, che mia nonna non vuole venire veda. Come è cambiato il tutto. Beh, oddio, è cambiata un po'. Non era così Piazza Milano? Sì, hai ragione, però il resto, guarda, il caffè della piazza è sempre quello, il bazar è sempre quello, la pizzeria a Milano è sempre quella, il Nairobi, insomma. Sì, si è mantenuta un po', diciamo. Sai che a raccontarla tutta, parlando delle batterie a litio, io ho seguito il consiglio, diciamo, un ragionamento che mi fece Diego della DS Tech, sì, lo so, mi pare sempre strano dir fece. E Diego disse: che senso ha avere tutte queste batterie al litio eccetera se non le sfrutti? Se non le sfrutti, per lui si intende buttarle a zero, vabbè, finirle, perché ha detto se non le finisci significa che non stai usando correttamente l'impianto, correttamente non nel senso che se non le scarichi, il discorso della lunga vita delle batterie eccetera, no, correttamente nel senso ti fai un bel impianto eccetera, lo devi sfruttare, quindi devi avere microonde, climatizzatori, cioè tutte quelle cose lì della serie. Hai le batterie, ma perché? Per avere i numeri o per goderti o semplificarti la vita? Allora effettivamente ho detto cazzo, ma perché devo ritrovarmi d'estate sempre col 100% in batterie? È una cosa sciocchina. Ho detto vediamo come risolvere sta roba, alla fine sto problema, sto spreco, no? Di avere sempre le batterie al 100%. E ho detto cazzo, climatizzatore a 1000 per la precisione dell'umidificatore, a manetta, porca miseria. E ragazzi, è tutta un'altra esperienza. So che l'ho già detto, ma ripeto, tutta un'altra esperienza.
mentre ho fatto questo discorso volevo farti vedere sta strada bruttissima con sto cielo, niente di che. Sto andando all'ennesima visita all'ospedale di Portogruaro perché in sostanza ho una specie di dermatite che ho da anni, diciamo nella parte esterna è stata curata con una pomata, però questa specie di dermatite è entrata nell'uretra. Quindi mi sono trovato una volta che non riuscivo a fare la pipì, ero andato al pronto soccorso, sangue eccetera eccetera, e allora mi fanno queste dilatazioni uretrali eccetera eccetera eccetera. Tu mi dirai poretto che male qua e là, allora cioè tu non hai idea di quante infermiere anche giovani me l'hanno preso in mano, cioè mi sono trovato anche con 3 infermiere contemporaneamente che ravanavano il pistolicchio, cioè no comment, detta così, cioè siccome non sono per nulla malattie gravi almeno insomma finché tieni, diciamo, ravanato il pistolino, guarda che è da raccontare, cazzo. In più Alessia non è neanche gelosa, cioè quello è assurdo. Le dicevo, Ale, guarda che ce ne sono di fighe, guarda che ce ne sono anche di veramente giovani. Là, l'ospedale Life. Aspetta un attimo. Chi è che mi vieta di andare a fare un giro in centro a Portogruaro? Sì, in parte è vero, dai, in parte. Il servizio valutazione anche per apertura cassette di sicurezza, cioè bella serata ogni tanto così, prendersi del tempo da vivere in solitudine anche nelle cose semplici, cioè non solo nelle avventure, i giri in bicicletta, quelle cose lì, no, anche nelle cose semplici, tipo a me piace una volta ogni 2 o 3 anni sedermi in una pizzeria da solo a mangiare da solo, a me piace tanto. Idem anche nei bar, una volta ogni 2 o 3 anni mi siedo, mi c'ho uno spritz o una cosa del genere, da solo, così. Buongiorno Italia. Vedi poter arrivare qua alla sera, la notte, porca troia. Trova a te se non parcheggio. E poi, senti la gente, questo si è messo col camper, a me mi veniva a fare, questo si è messo con la macchina, cioè, mi verrebbe da fargli. Che cazzo di discorsi sono? È proprio istintivo, notavo, nelle vecchie generazioni della serie, nei 60enni italiani, ok? Ma adesso ovviamente non è una roba matematica, è una mia prima percezione, ok? Una mia prima statistica basata su degli accorgimenti, quindi insomma alla fine su delle prove empiriche, no? Che non è forse una statistica, una prova empirica, punto della domanda, sì Dio caro, e quindi ogni volta è sempre i vecchiotti che rompi i coglioni, cioè che dà fastidio, cioè se parcheggi col camper da qualsiasi parte che dà fastidio, cioè occupi come un'auto, perché io qua sono fuori col culo, quindi proprio sto perfettamente dentro le strisce, cioè sono fuori col culo, de qua vedi tu da che banda là, però niente, allora è il fatto che qua c'è, ma non un camper, dai vabbè, io adesso ci sto quasi scherzando, volevo rimarcare un ancestrale comportamento dell'uomo, ossia la paura e il fastidio nei confronti del diverso. Se qua ci sono 300 macchine, ci sono sempre state 300 macchine, vedere un camper in mezzo a 300 macchine, per quanto sia una cosa, come si può dire, banale, cioè, dici che non ha senso che sia un camper o che sia un'auto, non cambia niente, cioè è un mezzo con 4 ruote, sta dentro il parcheggio, non occupa spazio in più, però no, il fatto che anche solo un mezzo sia diverso da tutti gli altri ai quali la gente è abituata a vedere, no, non va bene, cioè crea questa sensazione di disagio, cioè, capito? Così è fatto il cervellino dell'essere umano, perlomeno nei piccoli paesini e nelle vecchie generazioni, cioè, piccoli paesini, non siamo in una New York, insomma, ecco. I'm scared, so afraid to show I care. Will he think me weak if I tremble when I speak?
mi ha mandato delle telecamere da recensire. Cioè, guardate quanto falso è il mondo degli influencer, cioè ti dicono cosa fare, cosa dire, come dire. Ma figurati, Dio che... Ecco là il mio cane che mi fa la compagnia, ovviamente sopra lo scarico delle grigie, vero CP? Anche massa. Ah, che cose bruttissime, però o queste o non viaggi. Moto lavata, CP lavato. Basta, torno a fatturare. Attento un attimo. Ah, ti sei tirata su. Volevo far vedere che dormivi in pose acrobatiche. Che dormivi in pose acrobatiche. Ugan, come non mangiamo il Dio. Perché si può mangiare tutto in tua vita.